Ancora oggi strade invase dai rifiuti, i cumuli vicino ai cassonetti aumentano ed è sempre più emergenza igienico-sanitaria. Lo sciopero degli operatori ecologici continua ad Agrigento e negli altri 18 comuni della provincia nell'ambito di competenza del lato GES Agrigento 2. I lavoratori rivendicano il pagamento dello stipendio di novembre e incombono 13ª e la mensilità di dicembre. La protesta potrebbe rientrare se la Regione anticipasse 4 milioni di euro, utilizzando il mutuo contratto con le banche a condizione che i sindaci sottoscrivano un piano di rientro. Gli amministratori si stanno adoperando per reperire le risorse ed alcuni hanno già predisposto alcune anticipazioni. Il liquidatore di Gesa, Teresa Restivo, questa mattina in trasferta a Palermo, teme però che la somma erogata dalla Regione sia inferiore a 4 milioni di euro, forse 3 milioni, che non sarebbero sufficienti a far fronte ai debiti. I creditori, fa notare Teresa Restivo, non sono soltanto le imprese che si occupano della raccolta dei rifiuti e quindi gli operatori ecologici, ma c'è anche la ditta Catanzaro che gestisce la discarica di Siculiana dove vengono conferiti i rifiuti. Il problema dunque resta. Per il sindaco di Agrigento Marco Zambuto quanto accade nuovamente in questi giorni è il frutto del fallimento degli ATO, organismi costosi e inefficienti che la Regione si ostina a tenere in piedi. Zambuto insiste affinché il servizio di raccolta della spazzatura torni ai comuni.